Amici di Sportisli, ciao da Salvo Giracci, siamo live dal Martino Ilardo di Lascari, provincia di Palermo e Lascari Cefalù Don Carlo Misilmeri, il ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza Siciliana. In campo anche Athletic Palermo e San Giorgio Piana alle Favazza di Terrasini, qui il mancino fuori da parte di Mendola. Conclusione da fuori di Romano, oltre la traversa. Va a prendere il centrocampo con Mineo, conclusione da fuori da parte di Corda che lamenta un tocco. Cross in mezzo, si vuole qualcuno, Ricciulli, tiro deviato, calcio d'angolo. Alla difesa del Lascari che adesso si sistema di nuovo. Sid Melendez subito attaccato da Ricciulli, la riprende Tripoli, mette a sedere Trisafulli, il gol dell'1-0 del Misilmeri, ne approfitta Silvio Tripoli. Sono 4 gol in stagione, 3 in Coppa. Sale il Misilmeri, Cerniglia allarga per Ricciulli, cross in mezzo, deviazione, il pallone arriva dall'altro lato con Lavardera, centrale per Crisafulli. Lavardera, rimessa lunga, di testa Bonaccorso, da dietro Romano col mancino, eccolo qui, il primo gol tra i grandi di Giuseppe Romano, il 2-0 del Misilmeri, l'ha cercato da 3 stagioni. Arena in difficoltà perché c'è Tripoli, adesso Crisafulli con Ricciulli in pressione, Romano da fuori, addirittura doppietta per Giuseppe Romano. Lascari in bambola sulla linea difensiva, 3-0, ancora Muzzo, passaggio per Lavardera, Tripoli tra le linee, Tripoli per Ricciulli, non calcia verso la porta, adesso pallone dietro per Lavardera, molto spazio a disposizione, cross in mezzo con il colpo di testa di Mendola che non c'è per pochissimo. Ricciulli, fortunato, poi fa partire questo tiro, attacco che però viene mosso dal Misilmeri, il tiro di Messina, l'entrato dalla panchina, Pellegrino parte col mancino, respinto ancora Pellegrino al volo, cerca di servirlo Cerniglia, davanti il portiere praticamente Tripoli, esce Crisafulli, è un passaggio alla fine. Enrico Maniscalchi pressato da Lavardera, il passaggio per Bonaccorso non è preciso, l'attacco di Lavardera, Mendola, verticalizzazione per il mancino sul secondo palo di Pellegrino. Occhio all'Ascari, Porru si accentra, parte il suo destro, centrale di testa Enrico Maniscalchi, finisce qui il match dell'Ilardo, 3-0 per la Don Carlo Misilmeri contro il Lascari Cefalù. Misilmeri che vola ai quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza Siciliana.